Benvenuti in diretta su scritalia.com, il canale di informazione che abbiamo riaperto il 1° ottobre. Siamo alla fine di novembre, agli inizi di dicembre, siamo ancora dentro una fase emergenziale e si susseguono provvedimenti normativi, DPCM, ordinanze del Ministro della Salute, decreti uno dopo l'altro. Ha ancora senso tutti i giorni fermarsi 15 giorni per fare il punto su tutte le novità, dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 12:15. L'abbiamo chiamato TG Lavoro per dare il senso dell'urgenza, dell'aggiornamento, dell'informazione. Questo è quello che abbiamo cercato di fare, uno spazio tutti i giorni per dare informazioni, notizie, spunti sull'attualità che interessa chi come noi si occupa di lavoro. Quella di oggi è una puntata molto ricca perché, come sempre, nel fine settimana tanti sono i provvedimenti che vengono emanati. Ordinanze, circolari, decreti. Ci sarà poi spazio, come sempre, alle domande e alle risposte. E nel finale di oggi, della puntata di oggi, un video. Abbiamo recuperato un video veramente molto interessante della Università di Padova in cui Onelia Gagliano, ricercatrice dell'università, ci racconta quali sono i principali test per il Covid. Ne abbiamo sentito parlare di tutti i tipi, ma cerchiamo di fare con autorevolezza il punto sui diversi test. Cominciamo con le notizie dell'ultima ora. Covid, Lombardia e Piemonte in arancione, Liguria e Sicilia invece sono diventate gialle. Abbiamo preso ormai dimestichezza con i colori. Con il provvedimento del Ministro della Salute dello scorso venerdì sono state riclassificate le diverse zone e Piemonte e Lombardia sono passate in arancione. Che cosa significa? Significa che i negozi commerciali in queste due regioni possono riaprire, non invece la ristorazione, e i negozi commerciali possono riaprire, come sappiamo, con tutta una serie di limitazioni. Ancora bagare invece sui rientri a scuola ed è uno dei temi chiave di questo momento. Respinta, aggiungo fortunatamente, la proposta di aprire le scuole di domenica. Veneto. Nel fine settimana sono state pubblicate nuove ordinanze, in particolare l'ordinanza è di venerdì 27 novembre. Il governatore della regione del Veneto ha riaperto nelle giornate pre-festive, quindi il sabato, le medie e grandi strutture di vendita. Resta invece ferma la chiusura degli esercizi commerciali all'interno dei centri commerciali come previsto dall'ultimo DPCM del 3 novembre. Quindi i negozi di media e grande struttura che non sono nei centri commerciali hanno potuto riaprire già da sabato perché l'ordinanza, ripeto, è stata pubblicata il 27, quindi già da sabato medie e grandi strutture di vendita hanno potuto riaprire nei fine settimana. Veneto, chiarimenti importanti perché l'allegato all'ordinanza di venerdì ha un documento con tutta una serie di domande e risposte. Vediamone alcune perché hanno voluto dare una serie di precisazioni su alcune limitazioni che erano state poste. Ne abbiamo scelte alcune. Nel calcolo delle persone che possono essere presenti negli esercizi commerciali sono conteggiati anche gli operatori dell'esercizio. Dette in altre parole, nel calcolo del numero massimo delle persone presenti in un negozio si tiene conto anche di quelli che sono gli operatori, i dipendenti, i collaboratori dell'esercizio? La risposta è no, si conteggiano solo i clienti. Seconda domanda, negli esercizi commerciali la vigilanza sull'accesso deve essere svolta da una persona appositamente dedicata e riservata? La risposta è stata assolutamente no. Infine, i gestori di esercizi commerciali rispondono per qualsiasi assembramento che si crei davanti ai negozi? Anche questo è un chiarimento importante, la risposta è no. Occorre ricordare, dice l'allegato all'ordinanza del Presidente della Regione Veneto, che quasi sempre ci si trova in un'area pubblica sulla quale gli esercenti non possono intervenire. Di certo, dice l'ordinanza, il gestore deve fare il possibile perché sulla sua proprietà non siano effettuate violazioni,
mentre all'esterno del negozio resta l'obbligo di utilizzare cartelli o avvisi in modo che la gente sia comunque portata a conoscenza di quello che non si può fare. Tasse rinviate al 10 dicembre, per alcuni al 30 aprile 2021. Le tasse in scadenza oggi sono state spostate per tutti al 10 di dicembre, in attesa di definire i criteri sulla base del quale per alcuni, quindi identificare i beneficiari, quindi alcuni, il rinvio al 30 di aprile 2021. La misura del rinvio dovrebbe scattare per tutte quelle aziende e partite IVA con un fatturato in diminuzione del 33% o più, qualunque sia la zona geografica in cui si trovino. Quindi oggi tasse rinviate per tutte il 10 di dicembre, in attesa di vedere chi sono i beneficiari dell'invio al 30 di aprile del 2021. I beneficiari dell'invio dovrebbero essere identificati sulla base della diminuzione del fatturato. Salta invece il bonus da 500 euro per chi è in cassa. Una parte del governo voleva introdurre una sorta di bonus per i lavoratori cassa integrati, ma il no del Ministero del Tesoro dovrebbe evitare o far saltare questo bonus natalizio di 500 euro. Vedremo tuttavia che cosa succederà quando vi sarà la versione finale che andrà al voto, perché come sappiamo nella versione finale queste disposizioni potrebbero essere anche reintrodotte. Decreto ristori quater. È in via di pubblicazione il decreto ristori. Siamo arrivati al numero 4. È in corso di pubblicazione il decreto ristori numero 4 con nuove misure per le imprese, sia per quanto riguarda i ristori, sia per quanto riguarda la sospensione e il rinvio dei versamenti fiscali e contributivi per le imprese maggiormente colpite dai provvedimenti di chiusura e di limitazione alle attività. Siamo, dicevo, arrivati al decreto ristori numero 4, c'è un po' di caos, i 4 decreti dovrebbero essere accorpati in sede di conversione in un unico provvedimento con l'obiettivo di fare un po' di ordine e dare qualche certezza a chi in questa fase sta subendo forti perdite. In questo momento sono in via di conversione, pensate, 9 decreti legge e si sta discutendo anche della legge di stabilità, per cui siamo in una situazione di forte tensione con il rischio di caos normativo. Per questa ragione abbiamo pensato di organizzare un webinar nella giornata di mercoledì per fare un po' di chiarezza sulla materia, quindi mercoledì avremo un webinar dedicato ai 4 decreti ristori, quello che è in via di pubblicazione oggi, quindi chiariremo quelle che sono le principali novità introdotte con il nuovo decreto e poi faremo il punto su tutte e 4 per dare un po' di indicazioni chiare e affidabili per chi come noi oggi sta sguazzando dentro queste norme che cambiano continuamente. Il rischio, ripeto, di caos c'è e questo è quello che vogliamo evitare facendo un po' di chiarezza. Appalti di lavoro, intervento dell'Ispettorato Nazionale. Importante nota dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro sul tema delle verifiche in materia di appalti. Come è noto, da gennaio di quest'anno i committenti che affidano lavori ad alta intensità di lavoro a fornitore per oltre 200.000 euro all'anno hanno l'obbligo di farsi dare tutta una serie di documenti per attestare la regolarità degli adempimenti in materia fiscale, versamento delle tenute fiscali. La nota dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro chiarisce alcuni aspetti, alcuni profili, ne abbiamo evidenziati 2. Da primo, le verifiche dei committenti riguardano solo gli aspetti fiscali e non anche gli ambiti collegati alla materia del lavoro. Il secondo, le sanzioni applicabili ai committenti hanno natura tributaria con la conseguenza che è ammesso il ravvedimento operoso. Segnaliamo infine un sondaggio pubblicato su Repubblica di sabato. Imprese, governo, motori del rilancio. Cos'è che è stato chiesto? È stato chiesto ai cittadini quali sono i soggetti a cui aggrapparsi, a cui agganciarsi per agganciare la ripresa, e i cittadini hanno evidenziato che in questo momento sono le imprese e le istituzioni i soggetti più affidabili. Politica e sindacati finiscono in questo elenco in fondo alla classifica, questo a dire che sarà l'impresa, sarà le istituzioni, il governo a dover guidare in questo momento il rilancio. Tutti noi siamo concentrati su questo e tutti noi siamo al servizio per favorire questo rilancio. Vi segnalo i webinar della settimana, sono come sempre 3.
Cominciamo domani con un approfondimento su 2 circolari dell'INPS che sono uscite la settimana scorsa. Una è dedicata alle assunzioni agevolate previste dal decreto di Ferragosto e l'altra è dedicata invece ai congedi per Covid. Sono 2 temi importanti su cui cerchiamo di fare chiarezza insieme a Valentina Fabruzzo domani dalle 15 alle 16. Ho già detto del decreti ristori 1, 2, 3 e 4. Ne parleremo mercoledì con Enrico Cabinato. L'obiettivo è fare un po' di chiarezza in questo caos normativo che riguarda tutti i temi di contribuzione alle imprese. E invece giovedì ci prendiamo un momento per fare un approfondimento sul tema di app e social media, regole per chi lavora. Stiamo parlando di che cosa? Di social media policy, di regole per l'utilizzo delle app e dei social media in azienda. Abbiamo pensato di fare un approfondimento con Gianluca Germani che si occuperà di rispondere alle tante domande che stiamo ricevendo e dare un po' di indicazioni su come costruire una social media policy. Adesso spazio alle domande e le risposte della nostra rubrica quotidiana. Due le domande che abbiamo segnalato come sempre dal nostro portale espertolavoro.com. La prima è questa: esonero contributivo. Come va calcolata la retribuzione oraria ai fini del calcolo della misura dell'esonero? Risposta: con il messaggio numero 4254 del 13 novembre, l'INPS ha precisato che la retribuzione da prendere a base e quindi la retribuzione utile per la determinazione dell'importo dell'esonero è quella del singolo lavoratore che ha fruito dell'ammortizzatore nei mesi di maggio e giugno 2020, maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntiva. L'istituto fa infatti riferimento alla nozione di retribuzione globale. Seconda domanda: fondo nuove competenze. Esistono direttive che indicano come sfruttare o fare ricorso ai fondi interprofessionali per il finanziamento della docenza nei corsi in ambito fondo nuove competenze? Risposta: intanto si possono utilizzare i fondi interprofessionali. Per utilizzare i fondi interprofessionali si deve versare però da un congruo arco temporale il relativo contributo. Va poi indicato nell'accordo sindacale che si farà fronte alla formazione con la formazione attraverso un ente accreditato. Queste sono 2 delle domande che abbiamo selezionato e adesso lo spazio alle storie e interviste per poi dare lo spazio all'intervista che abbiamo anticipato nell'apertura. Storie, interviste, pillole di lavoro. Due le segnalazioni quest'oggi dal nostro magazine Laborability. Il primo è un articolo che abbiamo dedicato allo smart working nella pubblica amministrazione. Anche nella pubblica amministrazione si fa largo utilizzo dello smart working, anche nella pubblica amministrazione si è fatto ricorso all'attivazione dello smart working in modalità semplificata, senza quindi necessità dell'accordo individuale con il lavoro. Tutte le regole che valgono per lo smart working nella pubblica amministrazione le abbiamo riassunte e raccontate in questo articolo che potete trovare e scaricare gratuitamente dal nostro magazine laborability.com. Nel nostro magazine poi abbiamo messo a disposizione da questa settimana qua anche il nuovo ebook dedicato proprio tutto allo smart working, quindi una guida completa che potete scaricare gratuitamente per conoscere tutte le regole del lavoro da remoto, dalla normativa ai controlli, alle regole sugli straordinari, alla sicurezza, al diritto alla disconnessione, con un focus sulla disciplina emergenziale, quindi la disciplina emanata durante l'emergenza Covid. www.laborability.com, una guida completa, un ebook scaricabile gratuitamente e qui in sovraimpressione vedete come appare nella sezione dedicata agli ebook del magazine Laborability. Chiudiamo, come vi dicevo, con un video fatto veramente benissimo in cui Onelia Gagliano, ricercatrice dell'Università di Padova, ci racconta quali sono i principali test per Covid. Dura qualche minuto, 3 o 4 minuti, ma vale la pena ascoltarlo per farsi un'idea chiara sulla diversa distinzione tra i diversi test di cui si sente parlare: molecolare, antigenico.
Cerchiamo di fare chiarezza chiedendo a chi questi test li fa. I test più comunemente utilizzati per rilevare la presenza del virus SARS-CoV-19 sono il test antigenico rapido, il test sierologico, il test molecolare, che differiscono fra loro per durata e risultato fornito. Partiamo col test antigenico. Si tratta di un test rapido, necessita infatti di circa 15-20 minuti. È stato sviluppato soprattutto per effettuare diagnosi veloci con una buona attendibilità in contesti come aeroporti e scuole. Si effettua utilizzando un campione originato da un tampone rinofaringeo, cioè da un campione prelevato dalle mucose nasali e da quelle della gola. Si presenta come uno stick, nel quale appaiono due bande, una denominata C, che attesta il corretto funzionamento del test, e la seconda denominata T, che corrisponde alla presenza dell'antigene virale, cioè delle proteine virali presenti nel campione. Veniamo adesso al test sierologico rapido. Si tratta di un test non diagnostico, ma epidemiologico, in quanto fornisce il numero delle persone che sono venute a contatto col virus. Il test rileva la presenza di proteine prodotte dal sistema immunitario, entrate a contatto col virus. Queste proteine sono note a tutti come anticorpi. Oltre alla linea di controllo che attesta la correttezza del test, esistono altre due linee che servono a rilevare la presenza degli anticorpi. Questi anticorpi possono essere di due tipi, quelli di tipo M, che vengono prodotti durante la prima fase dell'infezione, e quelli di tipo G, che vengono prodotti in una fase secondaria dell'infezione e rappresentano la memoria del nostro sistema immunitario. Una volta caricato, il campione migrerà per capillarità e nel caso in cui al suo interno saranno presenti anticorpi di tipo M o di tipo G, verranno colorate le relative bande. Quindi, se visualizziamo la banda degli anticorpi M, vuol dire che l'infezione è recente ed è ancora in atto. Se compare quella degli anticorpi G, vuol dire che l'infezione è venuta ma il soggetto non è più contagioso. Se entrambe le bande sono colorate, l'infezione è in corso e non è recente. Infine vediamo come funziona il test molecolare. Si tratta di un test complesso e lungo, infatti necessita dalle 2 alle 6 ore da quando il campione viene prelevato. Il test utilizza un campione biologico, derivante da un tampone rinofaringeo, e valuta la presenza di materiale genetico virale maggiormente espresso nel campione. Tramite una tecnica chiamata PCR, il materiale genetico viene amplificato così da poterne rilevare anche bassissime concentrazioni. In questo caso, come leggiamo il risultato? Il campione in cui verrà rilevata la presenza del virus presenterà una curva come questa in blu, dove l'andamento esponenziale sta ad indicare l'amplificazione del gene di interesse. Al contrario, il rosso è mostrato un campione di un soggetto che non presenta alcuna traccia di materiale genetico virale. Vediamo infatti che la curva non presenta alcuna amplificazione.